Legge 104, la festa è finita. Scoperti i falsi invalidi, 8 medici arrestati. Un circo dove si esibiscono procacciatori, medici e beneficiari. Le mani sugli insospettabili. Sono alcuni dei titoli scelti da due maggiori quotidiani isolani per presentare l'operazione La carica delle 104 che ieri ha portato all'arresto di decine di persone e al coinvolgimento complessivo di un centinaio di indagati. Una maxi operazione anticorruzione. Immagini quelle registrate dalla polizia che hanno davvero provocato un forte shock nell'opinione pubblica e che hanno fatto emergere, se ve ne fosse stato bisogno, la diffusa illegalità che regna su uno dei settori più esposti, quello del riconoscimento dell'invalidità civile. Si vede pertanto il medico che incassa la tangente, il medico che soffia sullo spiritometro, infermieri, barellieri e autisti di ambulanze che recitano nella loro parte. Insomma, procura, Digos e squadra mobile hanno davvero scoperchiato un pentolone fatto di tangenti, corruzione e malaffare. E all'indomani dell'operazione fioccano le reazioni, i cittadini onesti e gli invalidi veri ringraziano. Nessuna pietà per chi con la truffa piega le leggi in difesa dei più deboli a loschi interessi. Non fa sconti di alcun genere Massimo Raso, segretario della CGIL, che plaude a magistratura e polizia, che hanno portato alla luce e sgominato questo groviglio di complicità, falsità, degrado e interessi. Soddisfazione anche dal segretario del sindacato di polizia Spirra, Antonio Alletto. Abbiamo sempre sostenuto e oggi ne siamo più che convinti della laboriosa e silente attività svolta dalla polizia e in particolare dei nostri colleghi della Digos Agrigentina. Attività, conclude, che ha permesso di far emergere quanto di più oscuro ed odioso possa esistere nell'ambito della sanità. E un ringraziamento rivolge anche il presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina, magistratura e forze dell'ordine per il loro continuo e prezioso lavoro nell'individuare ogni tentativo di corruzione, malaffare e spreco di risorse che si traduce in danno per i cittadini onesti e per il capitale sociale di un territorio.